si va? Dove hai giocato? Sì o no? Dove hai giocato? Prima di tutto vi porto i saluti di un grande cabarettista siciliano, come vedete il sottoscritto, parliamo con Scalisi, ma lui è l'intero Scalisi, chi tu vicino dei paesi. Mi ha detto un pariamo che appena vai da ti dare un bel saluto da parte mia. Mi raccomando, non mi fare male con pasta. Ti sto lettero, tu sai che ci stiamo maduro mi fanno cavare. Tu sai che storia posso fare. Comunque, sono qua, vengo da Messina e vi racconto qualche storiella alla Di Volitterio. Sapete, a lui giustamente gli succedono in tutti i colori. Ma la cara mia, grazie a Dio, non è che siamo già curati. L'altra mattina, credetemi, andiamo a mercato un bel cellulare. Appena stasera, a figliola appena abbiamo visti, la prima cosa che disse in tasomenti, ma che sto non vanno a Cina, se parlo per i sistemi. Signorina, mi dica, ci sto in mercato un bel cellulare, ci sta il screen. Un cellulare, signorina, dice touch screen. Signorina, forse parliamo due lingue, io parlo tedesco, lei parla americana, e visto che mi hai cattato solamente un cellulare. Il touch screen mi è tornato, tu pilai un po' che ho capito, un cellulare. Bene, dice, non si preoccupi, stia tranquillo. Dice, senta, le vorrei fare una proposta, ci sentiamo questa proposta, dice. Ditemi una cosa, dice, a lei le hanno mai proposto di comprarsi l'iPad? Questa signorina, ringraziando a Dio, facendo mi stava a me che tutti i cose impostati. Se vuole di cristiano non hanno per un test che hanno visto un assaggio. Dice, ma cosa ha capito? L'iPad, l'iPhone, un phone a casa ne hai due. E che ringraziando a Dio se sono spacciato una maniera la fine sembra. Ma con queste sono tante di quelle cose che mi succedono. L'altra mattina quando sono uscito di casa c'era un figlio in Don Giovannino Padresicchi. E se io chi c'è? Papponetto, chi è chi cianci? E ci sapete se impariamo, dice non ci voglio andare a scuola, perché cosa succedeva? La maestra mi ha rimproverato, e perché ti rimproveravo? Mi ha fatto una bella domanda, la parola era contemporaneamente. E tu che facesti? Dice non ci sa per rispondere, tu non c'è, cammina con me, stamane non ce vai a scuola, non si io che può dire contemporaneamente. Ti chiesto, qui dobbiamo buttare con me, stamattina andiamo uniti, facciamo colazione. Quasi un cameriere dice prego prego, ci sei un cornetto o figlioli a mia, ci sei mezza birra, sapete come di mattina a birra il tuo stomaco, insomma. Basta, abbiamo fatto colazione, abbiamo pagato, si è fatto qui ci prima di si impariamo, ma tutto questo chi c'entra la parola contemporaneamente? C'entra, ci si cammina con me. Se dicono l'11:30, io figliolo cucciavi, le fame, basta se lo spiegavo. Dice senti baby, non hai fame? Dice sì, cammina con me. Se da mangiare un arancino, un potone, San Daniele, San Pasquale, San Patriabdano, insomma, tutto. Così, dice, ma basta che mi sono mangiato. Un piccino donna no, dice, impariamo, ma che c'entra la parola contemporaneamente? C'entra, cammina con me. Se dice, allora arrivo un piccino, tu stai a casa, ci si sente proprio dentro, gli chiamo da casa là, dice sì, e allora io avrei questa porta. Davanti dice, c'è Cattomaggio. Un cibo, si è seduta a cucina e non c'era, si è seduta all'altra stanza e non c'era, si è seduta a stanza e letto. O vicino mi sta stato con un pomolaro, giustamente un pomolaro che tu che sei preso anche canta tutti questi. E mi ci usa il cenno! Dice che c'è? Che c'è? Che mi sta mia mamma con un pomolaro. E dimmi una cosa, Popponetto dice, tuo padre sta sto minuto, che cos'è? E la padre dice è un cugnuto. E tu contemporaneamente sei figli puttana. Ma pare logica cosa, no? È giusto? Ora dico un'altra cosa, sicuramente qua da voi quanta gente la mattina che bannina, Tanti di voi, i vostri genitori, vi avranno detto che la mattina il gallo vi sveglia, ma quando mai? La mattina, le settimanine spuntati con la lava, la classica lava, con la marmittata, l'avete sempre sentito, no? E le settimanine che tu fa? Caso io? Che faccio? Ma no, e papà dite che ci arriva le settimanine. Poi credetemi, questa è una cosa verissima. Sono andato a comprare della frutta al mercato. C'è un fruttivendolo ma da credere che quando bannia fa miracoli. Miracoli! Se mi chiama un bel microfono e dici che io mi ragavare un uomo, ma ora dico io, vuoi su Pira, vuoi su tu. È giusto. Ma questo è dell'altro mondo. La signora dice signora, parli forte che la sento. Ci siamo, va bene, se la signora è contenta. Signora, come sono? Ti assomigliano a te? Insomma, dai, ci siamo, no? Allora, facciamo un applauso alla signora, facciamo un applauso alla signora. Sta merda.
Basta, come vi stavo dicendo, la mattina succede una fatto sempre che la lava, c'era visto che la bandiera frutta, c'era la vanetta e non poteva passare. Casualmente disse che passo o non passo o non passo. E minchia quando frutta, minchia che passava con tutta la lava, non l'ha vista fatto mai, la buttavo con tutta la lava. Se minchia come tic tic, aiuto, caputai calapa. E cazzo sia in schietta che la testimonianza. Da un minuto donna no. Aiuto, caputai calapa. E torna dopo 5 minuti sto correndo perché più. Aiuto, se stanno fottendo i miremo ma da lava. Che cose dell'altro mondo. Cose che succedono effettivamente. E poi ragazzi miei, tutti questi piccini la mattina quando sono spicchi, la prima cosa che fanno è un cellulare in mano. La prima cosa, vero Gioia? A me a fare non spicchiamo un cellulare in mano. Mi dovete credere, voi i cellulari, i vedono pure un reparto dell'elettricità. Non escono i piccini. I piccini ma da credere appena nascono la mattina, avevano un mondo, la prima cosa che fanno, ma quali chance? Cercano un cellulare. Perché? Non dico io che ne fanno. Ti ha telefonato lo passatempo. Ma ci dicono passatempo tutto a posto, atterrai. Ma mazza pastorino tutto cosa a posto. Ma un problema sapete qual è? Si vicina appena gli aprono l'occhio. Ci telefonano da capo passatempo, dice ma come buttavo mi vicino in casco, dove stava meglio. Comunque, carissimi vallesi, io adesso vi lascio, ma vorrei lasciarvi con una mia poesia che ho scritto. Io, oltre al cabarettista che lo faccio, come voi avete visto, ma faccio il pasticcere. E sogno un pariapo con pasticceri e tengo in tomegori a me figli e a me moghieri. Sogno un pariapo con pasticceri e me ne vai facendo un cabarettista per i piedi. Sogno cammaroto e me ne vanto e prego a San Capo con nostro santo. A mattina me ne vai a travagliare per tutta la casa qualche cosa per mangiare, ma quando mi metto a pregare allo Signore ci dico che voglio tanta salute e tanto amore. Lei è una mace, un pace, una soro e 4 frati e ci raccomando sempre da Vergine Mace. E per finire sta riccia ci vuole l'artista, ci sono sempre io, un pariapo con cabarettista. E ora, credetemi, non hai più niente da contare, ma voglio solo salutare. Lo hanno davanti, ma prego per voi, santo, liberante, pariapo. Grazie di cuore, grazie, mi avete veramente commosso, grazie. È formidabile, pari Jacopo Scalisi, Arancio Febo. Grazie, ma Arancio Febo, scusami, una curiosità tutta mia. Mi dici, no, però un minuto, se no poi andiamo oltre. Allora, il mio cognome è Arancio Febo, sono di Messina, nel cognome di Ragusa, Vittoria, Giacomo di nome. Ah, ecco, grazie, formidabile. Allora, voglio ricordare comunque al pubblico qui presente, se no praticamente c'è un